Mamma mia, che disastro che c'è. Le zucchine non sono più zucchine, sono tipo zucche. Ci sono quelle maledette lumache. Le piante di pomodoro, guardate, sono inesistenti. Inesistenti. Un pomodoro! Ragazzi, un pomodoro. Oh, ce ne sono altri due. Non ci credo. I cavoli forse si sono salvati. Sì, sono piccolini ma ci sono. Cavoli ci sono. Questo qui è bello grosso. Questi darò a mia mamma anche perché sono belli. Lei mi pare non ce li abbia, non mi ricordo. Comunque queste zucchine sono troppo grosse. Ora, le piante di fragola sono diventate grandi. Questa l'avevo ripiantata. Vedete, questa pianta di fragole qui aveva fatto questo filo lungo. Questo filo lungo basta rimetterlo appena appena nella terra, in un altro vaso o comunque vicino, e cresce un'altra pianta di fragole. Quindi ci sono due piante. E guardate qui ce n'è un altro e ha fatto un'altra pianta di fragole. I cetrioli non esistono praticamente più. C'è solo tutta sta erba. Le pannocchie non le ho più guardate, saranno coi pidocchi come ogni anno. Guardate qua dentro. Ah! L'ho disturbata. No, le pannocchie in genere a me fanno sempre i pidocchi. Forse questa si è salvata, dovrei toglierla. I ciuffi sono secchi, sì. È ora di toglierla. Sì, però non hanno fatto che, vedete, quando fanno così vuol dire che c'è la muffa dentro, c'è umidità. Guardate quanti pidocchi che ci sono, tutte quelle robe nere. Vabbè, qui c'è una zucchina tonda, questa sì la posso prendere. Qui ce n'è una ma è marcia. Almeno dal colore sembra marcia. Forse no, però forse è ancora buona, è salvabile, ok. Quindi una zucchina si salva, questa anche la tolgo perché ormai mi sa che più di così non crescerà, anche se hanno messo di nuovo caldo. Mi serviva un coltello. Aspettate. Ecco, ho recuperato tutto. Raccolto di oggi una zucchina normale prima che marcisca e 4 zucchine tonde. Basta, adesso me le porto su, do una lavata, le porto su e rimangono i cavoli da prendere. Sembra una foresta qua dentro. Questo casino perché? Perché io anni fa, tanti anni fa, quando avevo iniziato a comprare su Wish, avevo acquistato una cosa molto carina da attaccare proprio qui, però non attacca abbastanza e ho paura che si staccherà tipo stanotte. Pronti? Guardate che bello che è. Il punto è che si sta staccando già. Non ha una colla potente, però è molto carino. Si richiama un po' la primavera, ma va bene. Siamo in autunno, non importa. A me piace tanto. Allora ragazzi, sono qua, mi sono messa la sedia a sdraio qui. Peppe. Mi sono messa la sedia a sdraio qua in casa, così non c'è aria. È tornata l'estate, cioè si sta benissimo. Credo di avere anche i denti sporchi. Ho mangiato dei crackers, quindi quelli vanno ovunque. Ogni singolo spazietto si riempie. Vabbè, detto ciò, sto facendo da mangiare. L'altro giorno all'Eurospin avevo preso i bastoncini Findus, no, i bastoncini di pesce, dai, di merluzzo. Avevo preso la confezione da 30 e quindi niente, sto facendo quelli e verdure al vapore. Sarebbe dovuto uscire un video oggi, ma in realtà non l'ho programmato e alla fine ho detto boh, non lo faccio uscire oggi, farò mercoledì. Oggi al lavoro è stato impegnativo perché ho pulito l'ufficio, perché faceva uno schifo. Poi ho pulito anche di fuori, tutti e due che suonano, microonde e friggitrice. E quello mi ha sfiancata perché è un lavoro che... Però, visto che è il collega che si occupa dell'esterno, diciamo, di dove lavoriamo io e Franz, è in ferie, siamo io e Franz e quindi ci gestiamo noi due. Non so, dovrebbe esserci
un'altra persona da domani, ma non sappiamo niente. In teoria, ma non lo so. Sto ancora aspettando conferma per la mia assenza. Chi manderanno al mio posto? Allora, io ho fatto delle modifiche. Vi faccio vedere che cosa ho fatto ieri, perché io di domenica sono sempre quella che rivoluziona la casa. Io la domenica me la impegno sistemando casa e riorganizzando mobili, spazi, ecco. Prima o poi finirò di fare questo lavoro, Non ho ancora finito. Devo ancora finire l'armadio di là, devo fare di là dalla lavatrice caldaia e devo togliere anche i fiori fuori. Però sono ancora belli. Sono un po' combattuta perché non so se togliere i fiori o no. Però ho messo la ghirlanda autunnale e quindi i fiori stonano molto, stonano davvero molto. Vi faccio vedere che cosa ho cambiato qua in casa. Parto da qui, ho cambiato queste fodere dei cuscini. Qui ho messo questa qui, che in realtà io pensavo di averne comprate altre, invece no, ho comprato solo queste. Sono 4, è un set a 4. Però, non lo so, io mi ricordavo diversamente, cioè mi ricordavo di aver comprato altro anche. E invece ho guardato tra le stoffe, no, avevo comprato solo queste 4. Vabbè, questa qui arancione e poi ho quella in versione verde, c'è un'altra scritta, vabbè, insomma. Qui ho lasciato le stoffe estive, però sinceramente stonano un pochino, ma al momento lascio quelle. E qui ho invece rimesso il computer e ho messo le decorazioni del Lidl, quelle autunnali. Lì ci ho messo quelle 2 piante. Se vi ricordate, questa qui l'avevo messa fuori, quella bianca, con i fiorellini bianchi, ma non sono proprio fiori. E l'ho mischiata insieme a quella verde, che c'era lì prima. Là sopra ci ho messo una decorazione autunnale insieme a quello gnomo autunnale. E in realtà qui ci devo mettere sempre delle piante finte arancioni. Il punto è che non mi sono ancora arrivate e quindi per il momento ho fatto così, dai. Poi sulla vetrina ho messo un runner che mi piace tantissimo. Guardate che bellino. I colori sono un po' spenti, ma io preferisco siano così. Beh, ho messo i soliti 2 gufetti, ormai li conoscete da una vita. E poi ho messo questo gnomo, fatto così, candelina. E qui da panna ho messo candelina, questa decorazione e un altro gnomo che è uguale a quello nell'angolo in alto. Queste qua, queste decorazioni, le ho anche sui davanzali delle finestre della stanza computer, quelle che danno sulla strada. Poi avevo comprato anche questo, c'era il cestino prima, Franz si trova meglio quel cestino, però voglio provare a tenere qua questo perché mi piace di più, è più compatto, più... Non so, l'altro mi ha stufata, anche perché c'è sempre stato quello. Ho tolto tutto, ho dato una sistemata anche qua, chiaramente. Questo è un tappeto nuovo che devo mettere di là dalla lavatrice. Appena sistemo, lavo tutto, pulisco il pavimento, eccetera. Voglio mettere questo qua davanti alla lavatrice. Queste mensole devo farle attaccare là fuori, ma devo studiarmi come farle posizionare. La decorazione, che è uguale anche sull'altra finestra, quindi le decorazioni di questi 2 davanzali sono queste. Ci sono 2. Ecco. Poi vi farò vedere anche come stanno dalla strada. Sono belli. Queste piante finte. Quella ha il vaso e questa invece no, c'è la zucca come quella di là dalla TV. E mi piacciono molto. Stonano un pochino con l'erba ancora così verde, però intanto ho iniziato a fare autunno. Anche perché ormai è autunno, quindi ho iniziato a fare autunno, sì. Vi faccio vedere anche la decorazione del portone. Ma prima guardate i fiori, cioè... Vabbè, in quelli ancora. Però questa surfinia è ancora abbastanza bella, solo che non l'ho più pulita. E quindi si vedono tanti fiori morti. Sarebbe quasi ora di togliere tutto, sinceramente. Perché? Perché stonano con questa ghirlanda, cioè questa è proprio autunnale, è un po' fluo, sì, ce ne sono di migliori sinceramente online, ma io avevo comprato questa perché c'era tanto colore, mi piaceva il colore, però è vero che l'autunno ha dei colori così tanto accesi, però solo inizialmente ha dei colori così, poi via via va ingrigendosi tutto. Comunque mi piaceva molto questa qua, palesemente finta, però dai, bellina.
e stona proprio quei fiori. Però detto tutto ciò devo pranzare perché altrimenti ah no, sono quasi le 3, non stavo per dire, altrimenti pranzo alle 4, no, per fortuna sono solo quasi le 3. Ah, c'è una petta, anche ieri c'era, che girava qua in casa, a me basta che non la prendano i gatti, perché non sono vespe, sono api. Ah, perché le vespe mi fanno proprio paura, ma dopo l'esperienza dell'anno scorso con i calabroni, aiuto. E lì ho avuto fortuna ad ammazzare la regina subito, perché altrimenti non ci saremmo liberati molto facilmente di quei calabroni. Bastoncini e verdure al vapore, qui ne ho ancora un po' e utilizzo sempre questo qui per cuocere a vapore. Ecco qua. Adesso queste le taglio un pochino e le aggiungo alle altre e vado a condire con olio e il mio solito insaporitore, che è questo qui, pepe rosa e limone, che è cambiato rispetto a una volta, ha cambiato un po' il gusto, è un po' più forte, più aglioso, più pesante rispetto a come era qualche anno fa. Comunque questo è il pranzo. Franz non c'è ancora, vi si è dovuto fermare al lavoro, essendo da solo poi ad occuparsi di certe cose, perché io non posso usare mezzi, non posso fare chissà che. Posso aiutarlo, ma fino a un certo punto, e quindi niente, si è dovuto fermare per forza.